E rieccoci pronti per incominciare con il nostro talk show, con la nostra trasmissione di approfondimento. Parliamo di integrazione degli stranieri che arrivano al nostro territorio, di rapporti con i cittadini, problemi dei cittadini, dei sindaci, insomma c'è un po' di tutto e non solo di chi opera concretamente sempre a stretto contatto con gli stranieri che arrivano. Non è un lavoro semplice, polemiche e non soltanto. Allora, Luigi Sposato, presidente di Eurointerim, grazie di essere qui con noi. Grazie. E di supportarci con le domandine. È un piacere vedervi e un saluto a tutti coloro che ci stanno vedendo in questo momento. Benissimo, quindi responsabilità anche di cercare di supportare con domande, provocazioni, esatto, i nostri ospiti. Alex Cioni, portavoce Comitato Prima Noi della zona del Vicentino. Cittadini. Buonasera, sì. Cittadini che sono poi esasperati. Tutti cittadini, ovviamente ognuno ha le sue posizioni politiche, ma che si sono uniti sulla questione del problema dell'immigrazione dei profughi. E invece Stefano Ferro, Padova Accoglie, una rete di esperienze del padovano, anzi di Padova, rete di cittadini che vive il problema diversamente. Brava, rete di cittadini anche lì, non tutti, a differenza forse dell'altro comitato, ma che stanno cercando una soluzione a un problema esistente, che è quello dell'arrivo di queste poche persone che stanno arrivando. E voi, solo una parola, poi ne parleremo ancora. Siete riusciti addirittura a far aprire un ristorante a queste persone supportanti? Noi direttamente seguiamo alcune cooperative, in particolare ce n'è una che ci piace molto, che è quella di Don Luca Favarin, che sta facendo delle esperienze concrete di accoglienza e che noi pensiamo dovrebbero essere imitate o favorite in qualche modo. Su iniziativa individuale, spontanea, niente di governativo, no, assolutamente. Andrea Follini, ben ritornato, sindaco di Marcon, consulta finanza locale ANCI del Veneto, e qui non solo è sindaco, rappresenta un po' l'ANCI, quindi quello che può essere il pensiero di altri sindaci, e vedremo se voi avete questo problema nel vostro territorio, ce l'avete, e se è un problema o se è un'opportunità. Roberto Tuminetti, Partito Democratico, responsabile delle politiche di cittadinanza, grazie anche a lei di essere qui con noi, e profonda conoscenza dello SPRAR di Padova, e quindi può dirci concretamente che cosa avviene dentro una di queste strutture. Luca Pierobon, sindaco di Cittadella, grazie anche a lei. Si è più volte manifestato, appalesato per un certo tipo di idea al riguardo. Come sindaco e anche come politico, quindi vedremo appunto le sue ragioni. E Alberto Panfilio, invece sindaco di Cona, noto perché Conetta, sappiamo bene che cosa c'è lì vicino, e avete una situazione ai limiti del paradosso, si può dire? Senza il limite, sì, è il paradosso. È al paradosso. Da 16 mesi. Ecco, avete avuto la visita recentissima del superprefetto di Marcone. Mi è stato comunicato che è venuto perché non mi ha informato. Ecco, infatti questo l'ho visto, me ne sono resa conto anche io. Lei non era tra quelli informati che arrivava il superprefetto Morcone. Ha dei preferiti probabilmente. Scorso fine settimana, cioè appena Ho visto passato. che hanno fatto festa a Bagnoli, però a Cona sono venuti. Mi sono accorto perché c'erano 2 blindati e 4 macchine della polizia che accompagnavano. Detto, c'è qualcosa di la strano. domanda era di cosa aveva paura. Comunque non è stato informato. La mia domanda è di cosa aveva paura. Vabbè, vedremo di capire anche questo. Questo succedeva anche all'inizio, quando invece che trovarsi il superprefetto si trovavano i pullman degli arrivati, degli immigrati, i sindaci restavano un po'. Sì. Allora, prima di incominciare a vedere i pro e i contro, io vi lancio a livello provocatorio un video che è virale sul web, proprio ha tantissime visualizzazioni, è lungo, parla della cosiddetta grande sostituzione. Una teoria che è stata preconizzata molto tempo addietro, insomma non entro nel merito perché non voglio neanche condizionarvi. Guardiamone uno estrapolato, proprio pochi minuti insieme, perché può essere interessante, però è interessante anche analizzarlo con i piedi per terra come i nostri ospiti lo sono, perché altrimenti moltissime persone, migliaia e migliaia, che stanno vedendo, che si stanno passando viralmente questo video, si fanno certe idee e bisogna capire se, secondo i nostri ospiti, sono condivisibili o meno. Vediamoli insieme. Io sono nessuno e voglio ringraziare di cuore Laura Boldrini perché ha finalmente svelato che cosa si nasconde dietro la retorica buonista sull'immigrazione. Guardate come si commuove la Presidente della Camera per i poveri migranti.
Quello che sta accadendo oggi in Europa, lo dico con molta franchezza, non è degno di questo continente. Io non avrei mai voluto vedere un bambino nascere nel fango ed essere lavato con una bottiglia di acqua gelida, tutto tremabondo come se fosse un piccolo fagotto. Io queste scene le ho viste, ma non le avevo mai viste in Europa, le ho viste dove ho lavorato, nei paesi africani, in Asia, negli grandi spostamenti di popolazione, quando non c'erano gli strumenti e i mezzi. In Europa questo non dovrebbe mai succedere, questo non porterà buone cose all'Unione Europea. Ma perché la Boldrini ci tiene tanto che l'Europa accolga i migranti? Beh, lo ha spiegato pochi giorni fa. È andata in visita a Palermo e ha spiegato che l'integrazione degli stranieri è la cosa più bella del mondo. L'integrazione conviene a tutti e non è a senso unico, è vero che chi arriva qui deve adattarsi alle nostre leggi, alle nostre abitudini, ma è anche vero che noi dobbiamo imparare anche dalle diversità e quindi, essendo un percorso a doppio senso, ritengo che ci guadagniamo tutti. No. Non è vero che l'integrazione conviene a tutti, conviene soltanto a quelli che sfruttano l'immigrazione. Sapete qual è la verità sui flussi migratori in Europa? Eccola, l'ha detta Laura Boldrini. Su Twitter ha scritto: Italia è paese a crescita zero. Per avere 66 milioni di abitanti, nel 2055 dovremo accogliere un congruo numero di migranti ogni anno. Gli italiani non fanno più figli e invecchiano sempre di più, è vero. Ma allora perché non si fanno politiche per aiutare le famiglie e per favorire nuove nascite? Perché è più conveniente importare nuovi italiani dall'estero, è più facile sostituire gli italiani con gli immigrati. Secondo la Boldrini sappiamo già quanti ce ne servono. Sentite che cosa ha detto Laura Boldrini. È stato calcolato che per garantire una popolazione di 66 milioni di italiani, il nostro paese dovrà consentire l'accesso ogni anno a 400 mila migranti, da qui al 2055. Stiamo parlando di oltre 15 milioni di immigrati che dovranno sostituire gli italiani. Quella di cui parla la Boldrini non è accoglienza, è un'altra cosa e si chiama grande sostituzione. È una teoria molto diffusa fra le elite europee. Il primo a metterla nero su bianco è stato il politico austriaco Richard Nikolaus Kalergi, in un libro del 1923 intitolato Paneuropa. Kalergi voleva creare un'Europa unita, in cui non ci fosse più nessuna differenza fra gli individui. Si trattava di creare un popolo senza cultura e senza identità, pronto per farsi dominare dall'elite. E come si fa a creare l'uomo senza identità? Facile. Si sradicano gli individui, li si costringe a lasciare il loro paese per spostarsi altrove. Come fanno oggi gli immigrati? Lasciano casa loro e vengono qui. Il risultato è che loro, nella maggioranza dei casi, vengono a fare gli schiavi, mentre noi diventiamo più poveri. Finché un giorno i poveri italiani e i poveri stranieri saranno tutti uguali, senza radici, senza cultura, tutti sottomessi alla dittatura finanziaria. Sentite che cosa ha detto Laura Boldrini qualche tempo fa. I migranti oggi sono l'elemento umano, l'avanguardia di questa globalizzazione e ci offrono uno stile di vita che presto sarà uno stile di vita molto diffuso per tutti noi. Loro sono l'avanguardia dello stile di vita che presto sarà uno stile di vita per moltissimi di noi. Capito? Gli immigrati sono l'avanguardia. Presto anche noi saremo come loro. Poveri, senza più una patria, costretti ad accettare lavori sottopagati e a vivere in condizioni umilianti. Pensate che questo sia solo complottismo? Vi sbagliate. La Boldrini dice che è già stato calcolato di quanti immigrati abbiamo bisogno. È vero, lo ha calcolato questo rapporto delle Nazioni Unite che parla esplicitamente di immigrazione sostitutiva. Per ogni paese sono state stabilite le quote di stranieri con cui rimpiazzare la popolazione locale. Grazie alla grande sostituzione, chi oggi è ricco potrà restarlo e arricchirsi sempre di più. Chi non lo è sarà spazzato via, sostituito dagli stranieri. Non credete a chi vi dice che abbiamo bisogno degli immigrati, che l'integrazione ci conviene. È una bugia.
I nostri politici non fanno il tifo per l'accoglienza perché sono buoni, ma perché c'è un'elite che da anni lavora per trasformarvi in poveri e in sfruttati. Gli immigrati sono l'avanguardia, poi toccherà a voi. Fidatevi di nessuno. Allora, abbastanza provocatorio Luigi, cosa ne dici? Quella frase là che... A me spaventa stile di vita che dovrà essere il nostro, cioè mi sembra, voglio vedere la Boldrini con quello stile di vita di chi ci racconta, vabbè, di chi vive in questi prima così a pelle mi chiedo perché peraltro non si faccia distinzione per quanto riguarda questo servizio tra prima immigrazione. Noi abbiamo avuto una forte immigrazione in Veneto e in Italia a fine anni 80, primi 90, abbiamo avuto tanta immigrazione di gente che veniva a lavorare. Ma no, sono anche integrati. Sono integrati altri. Oggi abbiamo un'immigrazione, una seconda immigrazione di gente che con più difficoltà di integrazione, però anche lì in fondo si poteva parlare anche di grande sostituzione, ecco, quindi questa è un'ottica. No, sul fatto che poi sia la Boldrini così che lo dice, io francamente non vedo la Boldrini un soggetto così acuto, persona, con tutto il rispetto per il Presidente della Camera, da poter immaginare o però essere... diciamo che è autorevole, però purtroppo. Senza dubbio no, è autorevole, probabilmente fa riferimento a notizie e informazioni che mi sfuggono. Certo è che c'è una situazione difficile, mentre prima usufruivamo degli immigrati come risorsa, ora stanno diventando un problema. Allora, io voglio partire da Andrea Follini, Consulta Finanza Locale. A parte come dato tecnico, sono usciti anche quest'oggi i dati, e non solo della Caritas, purtroppo noi italiani ci stiamo impoverendo realmente molto. Sono dei numeri da paura, non voglio approfondire questo tema, dedicheremo magari una puntata a questo, però gli italiani in estrema povertà, anche i veneti, soprattutto la regione Veneto, sono dei numeri allarmanti e si vive con maggior peso la situazione qui nel nord-est d'Italia, perché tra l'altro il costo della vita è più caro, nel sud c'è il comparto familiare che in qualche modo riesce a compensare. Cosa ne pensa di questa provocazione? Però sta diventando, siccome è un video virale, che c'è qualcosa, colpisce le persone che lo vedono, quindi riflettendole che cosa ne dice? Poi lasciamo perdere la parola immigrati, giustamente Sposato ha fatto la riflessione, ma anch'io nel titolo ho messo immigrati perché non possiamo chiamarli clandestini, non sappiamo cosa sono, non sono profughi perché profughi non sono il 20% profughi. Come sono? Chiamiamoli immigrati di seconda generazione, di guerra. Io non migranti so si chiamano. Migranti, sì. Va bene. Poi cosa sono lo sapremo dopo. Esatto, un nome tecnico insomma, comunque abbiamo capito cosa sono, quelli che vengono per altre ragioni, non perché hanno già un posto di lavoro, eccetera. Beh, io non mi stupisco più di filmati di questo tipo, perché la rete ne è zeppa, nel senso che si parla davvero di tutto. Credo che sia doveroso scientemente dividere un po' le questioni e stare magari un po' più aggrappati ai dati concreti. Gli scenari di grandi cambiamento, di grandi catastrofi che ci aspettano in questo tema come in tanti altri temi, credo debbano essere sempre misurati con le pinze, non è una fonte autorevole, un centro studi che ragiona di queste cose, quindi si fa fatica anche a commentare, se non dobbiamo parlare anche delle scie chimiche e ragionare di quello. Credo che insomma si debba restare un po' più con i piedi per terra. Infatti noi cerchiamo di restare con i piedi per terra. Stando con i dati reali. La questione dell'immigrazione sta avendo un risvolto importante non da oggi. I numeri, i temi che sono legati all'immigrazione nei nostri territori, ben diceva, la questione del Nord-Est in modo particolare, abituata a uno stile di vita e a occuparsi di altre cose, sta cambiando la propria attenzione. È anche vero insomma, che ci sono questioni abbastanza a macchia di leopardo anche nel nostro territorio veneto. L'esempio lampante, l'amico Alberto Accona è un esempio eclatante di una condizione che arriva dall'esterno del suo territorio mal gestita. Ci sono tante altre realtà dove l'immigrazione, anche di quest'ultimo periodo, ha dati di presenze molto più bassi e si riescono a gestire in maniera molto più attenta. È la questione dell'immigrazione diffusa di cui tanto si parla e dell'accoglienza diffusa di cui tanto si parla. E il dato, ripeto, è davvero variegato nel nostro territorio. Tale da cambiare gli stili di vita delle persone? Io credo di no, almeno non ho un riscontro di questo tipo diretto, nel senso che cambino le abitudini degli italiani per la presenza dei migranti nel proprio territorio. Certo,
quando in una frazione come Conetta, che conta 200 abitanti, ne arrivano 1000, certo il dato è... Però sì, non è così semplice da gestire, questo mi rendo ben conto. Il kebab, queste cose noi 20 anni fa non le mangiavamo. In fondo un po' di cambio di stile di vita forse c'è, no? Sì, non è che mangiare il kebab secondo me venga vissuto... Io non lo mangiavo, insomma era il mio stile di vita. Io continuo a non mangiarlo, ad esempio, ma è una questione di gusto, credo, come qualsiasi cosa. Leggere un libro di un autore piuttosto che di un altro, anche questo non è una rappresentazione culturale, secondo me. C'è chi apprezza, chi non apprezza. Non vedo neanche da questo punto di vista l'invasione, insomma. Come la pizza nel mondo. Sì, nel senso che ecco, è molto più legato al gusto delle persone. Credo che i problemi, se diamo un peso a questo termine, siano altri in realtà. Ecco, come si inserisce all'interno di una comunità una preponderanza, è il caso di Cona, ma in altri casi, ripeto, no, di persone che hanno necessità di un'assistenza completamente diversa da quella che può avere un cittadino del nostro territorio. Noi adesso siamo nella fase ancora, direi, iniziale, per quanto sia lunga, però iniziale, perché queste persone ancora sono sulle spalle dello Stato italiano, per cui ricevono quei tot euro, quanti sono? Allora sono 35, 34, 35, 33 quelli nei cassa, che vanno tutti all'ente gestore. E loro individualmente ricevono 2,5 euro al mezzo, quindi questa è la situazione. Io sto dicendo adesso, in proiezione, un po' come parlare ai giovani. I giovani adesso, vabbè, non trovano lavoro, domani saranno lavoratori che dovranno anche andare in pensione. Bisogna sempre guardare oltre, che non andranno mai in pensione. Questi qua sono dei potenziali lavoratori, tra l'altro moltissimi maschi, per cui con chi si uniranno, non hanno un livello socioculturale elevato. No, l'immigrazione è 50 femmine e 50 maschi a livello statistico nazionale. Bisogna che si incrocino, bisogna che si incrocino. Ci sono il 50% di migranti maschi, anzi il 48% di migranti maschi e 52% di migranti femmine, quindi ne avanza qualcuna anche per noi, se c'è qualcuno che ne ha bisogno. Però Vicenza fanno tutte le prostitute, gran parte dei richiedenti asilo. Purtroppo, infatti, questo è il problema che abbiamo i maschi italiani che escono di casa e fanno anche questo. Infatti, il problema è questo, che non finiscano nelle reti della... che sono anche loro richiedenti asilo. Sì, purtroppo i Magnaccia sono internazionali, anche italiani. Allora, quello che si vuole evitare, adesso passo un po' a lei la parola, dopo tutti quanti comunque, è che queste persone che adesso sono mal gestite, ipotesi di Cona e altri, Bagnoli, di Meridione ci sono, un domani possono integrarsi vuol dire trovare un lavoro, punto, cioè avere un'occupazione e poter guadagnare dei soldi, sostanzialmente per crearsi una famiglia, comprarsi o prendere in affitto una casa, insomma vivere normalmente, perché in questo momento sono in una fase di supporto, supportati anzi da qualcun altro che è lo Stato italiano. Se i soldi gli dà, perché poi se a un certo punto mancano i soldi non so le cooperative che cosa fanno. Se posso fare un piccolo commento al video passato? Sì, assolutamente, sì. Che trovo discretamente allucinante, proprio nei contenuti, nel senso che vengono presentate una serie di cose che poi sono la realtà già vissuta, per esempio, negli anni passati, senza che questo abbia costituito nessun allarme o nessuna crisi umanitaria. Dal 1995 al 2005 in Italia sono arrivati 250.000 all'anno di extracomunitari, 250.000 all'anno. Questi ultimi 3 anni mediamente 80.000 all'anno, e io mi permetto di dire che questo è un non problema. Cioè 80.000 persone non sono un problema potrebbe essere che in Germania l'anno scorso sono stati 1.200.000 richiedenti asilo, 70.000 contro 1.200.000, 300.000 che si ipotizzava per pareggiare il calo demografico che abbiamo. Potrebbe anche essere una cifra. Il problema nostro è che in questo momento noi stiamo vivendo questa cosa come un'invasione grazie alle televisioni e ai politici, perché se voi mandate un video virale di per sé non significa nulla, perché virale il più delle volte nel web in questo momento ciò che è virale è ciò che non è vero il più delle volte. Che allora per lei quindi cos'è significativo allora, se non è un video virale, in merito all'argomento? Cos'è significativo? Se non è significativo un video virale, è molto significativo, nel senso che si stravolge quella che è la realtà. Perché stiamo parlando di 70.000 persone, lei se ha avuto a che fare con la produzione e con il fenomeno dell'immigrazione negli anni passati sa benissimo che addirittura se ne chiedevano di più.
Ed è vero che in questo stato, in questo momento, se arrivassero 1 milione di persone sarebbe un disastro. Quello che noi contestiamo, e che è ridicolo, è che per 70.000 persone ci sia la necessità di avere una CONA con 1.200 persone. Cioè i cittadini, i comitati dei cittadini di Vicenza, di Padova e di Abano dovrebbero fare una manifestazione, andare in corteo dal sindaco di Cittadella, dal sindaco di Padova, da tutti i 100 sindaci che non hanno o non favoriscono micro o piccole esperienze di integrazione. Partendo dal fatto, per fortuna, allora vi date la zappa sui piedi, benissimo. Partendo dal fatto che fare integrazione in questo momento è semplice. Prepariamoci probabilmente a situazioni peggiori, ma se voi mi dite mandiamoli a casa loro, li avete visto i video di Homs o della Siria o cosa sta succedendo in Gambia in questo momento o in Nigeria col Boko Haram? Pensate di aiutarli a casa loro? Fatelo, ma chi lo dice oggi ha azzerato gli aiuti a casa loro per 15 anni che è stato al governo? Cioè di cosa stiamo parlando? Noi abbiamo il problema della gente con i piedi in acqua a Lampedusa o dove arrivano. Se qualcuno riesce a non farli arrivare, bene, vuol dire che ha fatto un progetto, può ammazzarli, può fare bombardare le barche con i bambini dentro, non mi interessa, un problema etico di chi lo propone e di chi ci riesce. Nel momento in cui li abbiamo qua, noi vogliamo fare una manifestazione contro il degrado a cui ci costringono questi comitati e queste persone che impediscono di fare un lavoro o vorrebbero che non venisse fatto, vorrebbero la gente in stazione. Ecco, che Padova accoglie a un titolo propositivo. Sì. Ecco, praticamente, quindi spieghiamo alla gente che ci vede che cosa fate di costruttivo, di propositivo. Praticamente si può fare moltissimo e in parte lo si fa. Nel senso che noi seguiamo dei progetti che funzionano molto bene, purtroppo non sono progetti che sono pensati a livello centrale, quello sarebbe una necessità, sono progetti che funzionano anche col rapporto con le eccellenze padovane, che è l'università, e funzionano, per esempio, sono state fatte delle iniziative di ristorazione che funzionano da Dio. C'è un ristorante a Padova che sta diventando un caso, che si chiama Strada Facendo a Chiesa Nuova, che è sempre pieno, con un prodotto di qualità altissima, un prodotto rapporto prezzo-qualità, per dimostrare che con i migranti, non solo con i migranti, perché sono impiegati anche degli italiani disoccupati, si può fare un prodotto di alta qualità, ma questo è un esempio. Si può fare l'agricoltura biologica, quella che la si sta facendo. A Este, in un seminario che è stato dato gratuitamente alla cooperativa di Don Luca, si è fatto un orto biologico di 4.000 metri quadri seguito dal Tamiso. L'agricoltura biologica è un altro settore in cui si può pensare di iniziare a fare Io adesso devo dare la pubblicità, le chiedo a lei, dopo la giro come domanda generale anche a chi ha le mani, ma allora è responsabile, siccome le cooperative questi soldi se li prendono, abbiamo poi dei casi sconcertanti di malagestio, di appropriazione indebita nel meridione, la mafia, eccetera, no, in Puglia, anche qua, esatto. Allora, perché le cooperative non hanno fatto questo e invece che portarsene a casa 50, 30 o fare delle cose assurde, non hanno fatto piccole accoglienze, delle attività di integrazione? È colpa delle cooperative che hanno voluto approfittarne. L'ho lanciata là questo sasso, dopo voi anche la risposta. Andiamo subito in pubblicità così dopo abbiamo più tempo per rispondere. Pubblicità.